Dal 1° ottobre cambia il calcolo per le variazioni delle bollette per l'elettricità e il gas naturale. Sono novità importanti introdotte nel tentativo di contenere i costi che gravano sui consumatori e per rispondere ai prezzi record raggiunti dal metano sui mercati internazionali, prima per la ripresa post-Covid e poi a causa della guerra in Ucraina. L'appuntamento è per giovedì 30 settembre, quando l'ARERA, già autorità per l'energia, annuncerà quelli che saranno inevitabilmente i nuovi aumenti per famiglie e piccole imprese. Ma attenzione, perché c'è una novità importante: verranno comunicate solo le nuove tariffe per l'elettricità, valevoli per i prossimi 3 mesi e quindi fino a fine anno. Per conoscere le nuove tariffe per le bollette del gas bisognerà invece attendere il 30 di ottobre. Lo ha stabilito l'Authority nel tentativo di contenere le spese dei consumatori, dopo l'aumento record dei prezzi della materia prima, con una serie di novità importanti da tenere a mente. La prima: a differenza dell'elettricità, le variazioni delle tariffe del gas verranno annunciate mese per mese e non ogni 3 mesi come è stato finora. Questo perché il prezzo del gas è stato negli ultimi 2 anni estremamente volatile. Calcolando le variazioni ogni 3 mesi si potrebbe avere differenze eccessive e che potrebbero non corrispondere a quanto accade sui mercati. Un mese con punte molto elevate di prezzi potrebbe vanificare infatti i risparmi degli altri 2 mesi. D'ora in poi non sarà più così. Le tariffe verranno calcolate sui prezzi medi mensili del punto di scambio virtuale del mercato italiano. Lo ha stabilito anche in questo caso l'Autorità per l'Energia, con lo scopo di trasferire con tempestività ai clienti finali il beneficio di eventuali iniziative europee di contenimento dei prezzi. Ma si spera anche di avere prezzi più bassi rispetto al mercato olandese. Infine c'è un'ultima novità che riguarda le bollette del gas. Il calcolo della tariffa non verrà più fatta sulle previsioni dei prezzi a venire ex ante, ma sui prezzi registrati nei 30 giorni precedenti ex post. Anche in questo caso per essere più aderenti all'andamento delle quotazioni. E un'altra novità, anche se in vigore già dal mese scorso, l'autorità ha deciso che potranno diventare mensili e non più solo bimestrali. Ha accolto una richiesta dell'Unione Italiana Consumatori per permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire pagamenti su più mesi. Secondo le prime stime, però, le tariffe potrebbero raddoppiare rispetto a quanto è stato pagato nel terzo trimestre dell'anno. A pesare sono i costi della materia prima, in particolare del gas naturale, combustibile che copre più del 40% della domanda per la produzione di energia.